Il progetto Trust è un progetto europeo iniziato nel 2009, è un progetto molto importante che ha consentito di fare un'esperienza interessante nell'ottica di cambiamenti climatici. Il 22 ci sarà il workshop finale in cui si presenteranno i risultati. E i risultati sono proprio questi: le modalità di aumentare la riserva d'acqua, le modalità di ricaricare la falda. Sempre più c'è il problema e ci sarà il problema dell'acqua. Nei secoli scorsi c'era la corsa all'oro, c'è stata la corsa all'oro nero e adesso c'è la corsa all'oro trasparente, l'acqua. L'acqua sarà quella che governa domani, e quindi mettere in cassaforte l'acqua, tenerla riparata, evitare che ci siano i ladri che vanno a rubare l'acqua, questo sarà la grossa sfida del domani, e questo è un tassello del progetto Trust. Nel futuro i risultati di questo studio saranno sicuramente importanti. Allora, l'acqua finalmente da più di qualche anno è stata definita pubblica, quindi tutte le acque sono pubbliche, sono demanio dello Stato, e quindi la loro gestione deve essere una gestione oculata. Questi risultati, che mi sembrano importantissimi, saranno sicuramente discussi con le regioni, con appartenenti al nostro ambito territoriale, e poi faranno oggetto di misure specifiche nel piano di gestione. Questo sarà uno degli elementi fondamentali proprio per poter gestire e poterci preparare agli eventi futuri che saranno sempre più critici nei confronti della disponibilità dell'acqua.